Sono 100 anni. 100 anni che il servo di Dio, Monsignor Giovanni Iacono, volle che la chiesa della Borgata di Milocca divenisse parrocchia e quel coacervo di robe e poi di villaggi iniziasse a riconoscersi come comunità convocata dalla parola ed edificata dall'Eucaristia. Ripensando a come nel lontano 1922, nel corso della visita pastorale, prima, questo Vescovo Santo, visitando le nostre robe sul dorso di un asinello, ebbe l'intuizione e il desiderio di creare qui la parrocchia, ho sempre avuto davanti ai miei occhi le parole del Signore Gesù. Egli, guardando le folle che andavano dietro a lui, ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore. Allo stesso modo, già qualche decennio fa, padre Taffaro, al suo arrivo a Milena, il 22 settembre del 1952, descriveva così il paese. All'ingresso vidi alcune casette in mezzo alle mandorle, altre in mezzo agli ulivi e tanti sentieri che arrivavano alle case sparse. Un paesino mai visto. In sacrestia, dopo la messa di insediamento tenutasi il 23 settembre, Monsignor Iacono diede un consiglio al livello parroco: vai a celebrare la Santa Messa in tutti i villaggi, anche dentro una stalla. Conoscerai presto la buona gente di Milena. alla chiesa parrocchiale, poi divenuta col decreto arcipretura, fare il luogo di unità, di incontro, di comunione, di scuola spirituale, umana, sociale. L'intuizione meravigliosa di quel santo vescovo Monsignor Giovanni Iacono è stata così preziosa da anticipare anche la istituzione di Milocca come comune. Prima è nata la parrocchia, scuola di umanesimo, scuola di cristianesimo, e poi è nato il comune, perché la parrocchia era e rappresenta sempre la fontana del villaggio, e questa parrocchia fu dedicata a Maria Immacolata. Era necessaria la presenza di una madre per raccogliere tutti i figli di Dio che erano dispersi e frammentati e ricondurli all'unità
perché ci fosse un solo gregge e un solo pastore. In questi 100 anni la comunità parrocchiale è cresciuta, ma è cresciuta anche la coscienza di essere parrocchia, la coscienza di essere un solo gregge. È cresciuto il desiderio di dare sempre più bellezza e splendore a questo Tempio del Signore, volendo essere noi le pietre vive che splendono nel silenzio, nel nascondimento, come la carità che solo voi, figlioli di Milena, sapete fare senza cercare gratificazioni, riconoscimenti e applausi. Siete unici in questo, davvero, e tutto quello che voi avete fatto in tutti questi 100 anni, fino ad oggi incluso, per la parrocchia, per le famiglie povere della parrocchia, per gli ultimi e anche per i nostri sacerdoti, resta in quel forziere della misericordia di Dio che solo Lui scruta, conosce, sapendo ricompensare come solo Dio sa fare. Madre Santissima, abbiamo bisogno adesso più di ieri di sentirci ancora figli tuoi. Accogli tutto il mondo nelle tue braccia e preservaci dal male con le tue affettuose carenze di mamma. Così sia. Amen. Dolce Maria da lassù, volgi il tuo amorevole sguardo su di noi. Dona la tua protezione alle nostre famiglie, ai nostri cari e al mondo intero, stringendo tutti noi nel tuo tenero abbraccio, e se puoi dai un bacio ai nostri angeli che sono con te nel cielo. Amen. Divina Madre, Signora dei cieli, tu che sei nemica dei crudeli e misericordiosa per tutti i fedeli, salvaci dal male, illuminando ogni viale, proteggici dal dolore, avvolgendoci col tuo amore. Amen. Dolce Maria Immacolata, avvolgi l'umanità nel tuo amore infinito. Porta speranza, ridona fiducia, aiuta noi peccatori.
nella città eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina. Per Cristo nostro Signore. Amen.